È un derby di fuoco, una sfida che non ha mai risparmiato gol, spettacolo, emozioni, rimonte contro rimonte. Tutto il meglio, insomma, di questo magnifico sport. Audace VIP non è mai una partita come le altre, lo dimostrano le fasi di avvicinamento, i giorni precedenti alla gara, la solita, splendida cornice di pubblico. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozzo e benvenuti al Pala Le Grazie di Verona. È la prima giornata del campionato di Serie A Fables, è Audace Calcio a 5 Verona, VIP Calcio a 5. Due squadre che in estate hanno cambiato molto, a partire dalla guida tecnica, roster rivoluzionati, elementi importanti, salutati ma sulla carta ben rimpiazzati, sempre con la voglia di confermarsi e migliorarsi. Andiamo subito alla lettura dei due roster, delle due rosa a disposizione dei tecnici, con l'Audace Calcio a 5 Verona del neo mister Andrea Rossi, che si presenta con Verdù con il numero 1, 2 Pomposelli, 3 Puttoff, 7 Persiano, 10 Decao, 11 Zandonà, 14 Ficetto, 18 Vittorelli, 21 Maretti, 22 De Angelis, 28 Biasiolo, 33 Morosini. Dall'altra parte la VIP Calcio a 5 di Walter Ferraro con 1 Ricottini, 19 Caretta, 15 Kubasek, 6 Jessica Fernandez, 14 Andrea Salvador, 9 Vanessa Jimenez, 8 Piccinno, 3 Maddalena, 11 Troiano, 7 Chiaradia, 23 De Massis, 5 Palermo. La terna arbitrale quest'oggi presenta il Pala Le Grazie con il primo arbitro che è Carlotta Filippi della sezione A di Bergamo, il secondo Denis Precai di Treviglio, al crono Francesco Cocco di Parma. Dicevamo dunque è la primissima giornata di questa Serie A Fables, giornata che si è aperta oggi alle ore 14 con la vittoria della Lazio sulla Mediterranea Cagliari per 3-0, proseguita poi alle 17:30 con la vittoria esterna della kick-off sul campo del CMB Futsal 3-2. Alle 18:30 poi, in corso di svolgimento a pochi minuti dal termine, il Pescara, il neo denominato Pescara ex GTM Montesilvano, è in vantaggio 9-0 sulla Royal Team Lamezia, quadro che si completa domani con Atletico Foligno Tiki Taka alle 16:30 e alle 19:30 il derby pugliese a chiudere tra le campionesse di tutto, anche della Supercoppa Italiana da una settimana, del Bitonto contro il Molfetta. Riposa perché quest'anno le squadre sono 13 e c'è un turno di riposo ogni turno appunto per ogni squadra. Riposa lo Stil Casa Costruzioni Falconara, tutto è pronto sul pallone Pomposelli. Attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi l'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi in questa prima frazione di gioco. Dall'altra parte, da destra a sinistra, ovviamente il VIP di Walter Ferraro. Subito il primo possesso, il primo pallone carottola di questa Serie A Fables per Audace Calcio a 5 Verona e VIP, con Ricottini che cerca subito il lancio lungo all'indirizzo di Kubasek, che vince il duello con Pomposelli. Gioca poi all'inizio da Jessica Fernandez, Troiano, la miglior marcatrice della scorsa stagione per la VIP, la sua seconda stagione in nero-arancio. Quest'anno VIP che presenta questi insoliti colori giallo-neri. Subito la giocata di Kubasek, l'ex città di Falconara. Troiano ancora, lungo possesso in questa prima fase di gioco per la VIP. Sono passati poco più di 30 secondi sul cronometro, ovviamente il punteggio dice ancora 0-0. Diciamo quest'anno le partite tutte in diretta sul canale YouTube ufficiale della divisione Calcio a 5, tutte da vivere al meglio, un grande divertimento anche con la Serie A maschile che comincerà nel mese di ottobre. Troiano cerca subito il movimento delle compagne, cerca il movimento ad aprirsi da parte proprio di Kubasek, con la deviazione di Benedetta De Angelis che mette il pallone in fallo laterale, fronte destro del lato destro del fronte offensivo patavino. All'indietro Troiano proprio per Piccinno, una dei tanti nuovi volti di questa VIP 2024-2025, a partire appunto dalla guida tecnica. Walter Ferraro al posto di Moreno Giorgi, passato alla Mediterranea Cagliari, che oggi ha aperto il campionato perdendo 3-0 a Lazio. Attenzione, ovviamente sul campo della Lazio, recupera palla Verdù, anche lei nuovo arrivo. Subito Puttoff, palla dentro, non ci arriva nessuno, non c'è nessuna compagna pronta all'appuntamento con il pallone, con il servizio di Puttoff. Veloce transizione offensiva dell'Audace che è partita dal portiere, partita da Marta Verdù, diciamo uno dei 5 nuovi arrivi, anche se 2 oggi sono assenti, con Giulia Ferreira squalifica pendente dallo scorso anno, e
Nanako Arakawa, l'ex Atletico Foligno, per cui il transfer non è arrivato in tempo. Ci prova subito Zandonà con un sinistro, il piede forte azionato dalla 11, proveniente dal settore giovanile rossonero, dal floridissimo, campione di tutto, settore giovanile rossonero, che l'anno scorso ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Un sinistro sporcato in corner, calcio d'angolo, il primo della sfida per l'Audace, con la palla verso Zandonà anticipata da Ricottini. Due nuovi portieri da una parte e dall'altra, Verdù e Ricottini, con il VIP che ha dovuto salutare Carturan. Passata la kick-off, avremo modo poi nel corso della cronaca di presentare, annunciare tutti i diversi movimenti in entrata e in uscita dei due roster, delle due società. Da una parte l'Audace, dall'altra parte la VIP. Pallone vagante, un rimpallo che favorisce l'uscita proprio di Marta Verdù. De Angelis, Puthoff, ritmi abbastanza alti in questo avvio di gara, ancora nessun gol dopo 2 minuti esatti di gioco. Siamo entrati ora nel terzo con la scodellata di Zandonà verso De Angelis, che supera in velocità De Angelis, che trova il gol dopo poco più di 2 minuti di gioco. Esulta sotto lo spicchio dei tifosi più accesi, sotto lo spicchio più caldo del tifo rossonero. Benedetta De Angelis, la giocata a seminare in velocità Kubasek e a realizzare, battendo sull'uscita Ricottini, il gol dell'1-0 dopo soli 3 minuti di gioco, 2 minuti e pochi secondi. Benedetta De Angelis stappa la stagione rossonera, stappa la stagione dell'Audace Verona e firma l'1-0 per la squadra di Andrea Rossi. Ha già recuperato palla l'Audace, che è andata lunga su Pomposelli, che non riesce però sulla pressione di Jessica Fernandez, l'ex Padova, a difendere il pallone che rotola in fallo laterale. Ora fase di possesso della squadra di Ferraro, chiamata ad un'immediata pronta reazione, con Zandonà però che capisce l'intenzione di Troiano di saltarla verso l'interno del campo, portandosi sul piede forte sul destro. Mette il pallone proprio in fallo laterale, esattamente all'altezza della linea mediana del campo. Attenzione a Puthoff, che interviene in modo troppo veemente su Kubasek, la strattona e la trascina a terra. Netto fallo ravvisato da Denis Precai, il secondo arbitro, dicevamo entrambi bergamaschi, i due arbitri di oggi. Il primo è proprio della sezione di Bergamo, Carlotta Filippi, l'altro appunto di Treviglio, Denis Precai. Al crono Cocco di Parma. Calcio di punizione da posizione più che invitante per la VIP, con Troiano ovviamente sul punto di battuta. Parte la 11, Troiano che buca barriera e portiere, firma l'immediato pareggio. Jessica Troiano, 2 minuti e mezzo, 1-1. Ingenuità di Marta Verdù, che posiziona solo Puthoff in barriera e viene poi bucata dalla punizione di Troiano. E dunque è durato meno di 30 secondi il vantaggio dell'Audace Verona, con il gol di De Angelis a cui ha risposto immediatamente Troiano. 2 minuti e 4 secondi di gioco il gol di De Angelis, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 30 secondi esatti di gioco, 150 secondi esatti per il pareggio di Troiano, che quindi riprende da dove aveva lasciato. Una grande giocatrice, molto prolifica. La giocata di Kubasek sull'out di sinistra verso il corner, cerca il cross proprio con il mancino, capisce tutto Puthoff e mette in corner di cui si incarica, non vado errato, Chiara Dia. Ne è entrata di difficile lettura, i numeri bianchi su fondo giallo della maglietta della VIP, scelta a mio avviso da commentatore poco comprensibile e ragionevole, ma non voglio dilungarmi in polemiche. Chiara Dia è lei la nuova entrata in campo, ha battuto il corner e poi ha impegnato Verdù in un non semplice intervento con un pallone sbucato tra le maglie della difesa rossonera all'ultimo. La giocata di De Angelis, azione un po' confusa da parte dell'Audace, con il pallone verticale da parte di Pomposelli verso Puthoff e poi il tentativo di De Angelis. Non ha ancora operato cambi Rossi, mentre appunto ha inserito Chiara Dia per Piccinno, 2 delle tante 9 arrivate in casa VIP. Ferraro, rimessa laterale proprio davanti alla panchina rossonera, in cui si sta scaldando, è pronta a togliere il frattino De Cao. Pronta a entrare in campo, Rossi le sta dando le ultime indicazioni.
De Angelis, da sinistra a destra, lato lato per Pomposelli, che controlla il pallone su di la pressione proprio di Kubasek. Putov all'indietro da Verdù, che può toccare il pallone, non riesce a farlo però nel migliore dei modi. Gioca male per Pomposelli. Dicevamo, come detto in apertura di cronaca, ottima cornice di pubblico quest'oggi al Pala Le Grazie. Jessica Fernandez cerca di allargare per Kubasek, anticipata, duello poi con Zandonà, la terra, fallo netto e scatterà il primo cartellino giallo della gara dopo 2 secondi, meno di 4 minuti, dopo 3 minuti e 58 secondi, il primo giallo all'indirizzo della numero 15 polacca, Klaudia Elżbiet Kubasek, ex Città di Falconara. Lo scorso anno per lei con la maglia delle Citizens 5 reti, percorso inverso appunto dalla Falconara alla VIP, o meglio dalla VIP al Falconara per Giorgia Ballardin, che appunto è andata nelle Marche. Altra nazionale polacca prelevata dalla VIP in quest'estate è Julia Szostak, classe 2000, anche lei nazionale polacca, che però non è oggi impiegabile e inseribile in distinta, perché appunto non è arrivato, come per Nanako Arakawa, tra le fila dell'Audace, il transfer. De Angelis controlla il pallone, cerca il movimento delle compagne, la grande imbucata per De Cao, che era sfilata alle spalle di Troiano, palla leggermente troppo lunga, ottima intenzione ma troppo lunga la misura del passaggio del servizio in profondità di De Angelis verso De Cao. Esce Ricottini, l'ex Montesilvano. Il pallone giocato da Chiara Dia all'indietro per la giocata da parte di Vanessa Jimenez, e poi il tentativo da parte di Jessica Fernandez, che impegna all'altezza del primo palo Marta Verdù. Calcio d'angolo in favore della VIP, che ha prontamente risposto. La rete realizzata da Benedetta De Angelis con una punizione di Troiano, che ha bucato Verdù, a mio avviso non ineccepibile in quel frangente. Fernandez all'indietro per Vanessa, anzi per Troiano, che cerca la doppietta personale, si coordina bene ma calcia male. Palla che si perde sopra la trasversale della porta difesa dall'ex Infinity, ex VIP, anche una delle ex di turno. Attenzione all'altra giocata di De Angelis, davvero ispirata, l'ex giocatrice tra le altre del Falconara, dell'Olympus Roma e del Coppa d'Oro Cerveteri. All'Audace ormai dalla metà della stagione 2020-2021, quella del trionfo in Serie A2. Per l'Audace invece si tratta della quarta stagione consecutiva in Serie A, dopo la promozione appunto del 2021 per la società del presidente Betteghella, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Appunto oggi li compie il presidente della società veronese. Torniamo in cronaca con da segnalare l'ingresso in campo di un altro volto nuovo in maglia rossonera, Greta Maretti, l'ex Bagnolo, giovanile anche del Sassuolo Calcio a 11, una delle giocatrici che meglio ha impressionato in questa fase di precampionato. Vanessa Jimenez gioca per Jessica Fernandez. Andrea Salvador al 6° anno in nero-arancio, per meglio dire, forse sarebbe meglio dire quest'anno in giallo-nero. Chiara Dia gioca bene all'indietro in posizione di pivot verso Jessica Fernandez, che vince il contrasto con Pomposelli. Intervento poi ruvido, regolare comunque sul pallone da parte di De Cao. Sullo slancio termina a terra Jessica Fernandez, gesto d'intesa e un 5 pacificatorio tra le due, nulla di che, nulla di grave. Vanessa Jimenez cerca direttamente il pallone dentro per il movimento sul secondo palo di Salvador. 7° minuto di gioco, siamo entrati da poco nel 7°. 1-1 al Pala Le Grazie. Fernandez, Jimenez allarga sulla sinistra proprio per Chiara Dia, bella giocata di prima verso il centro proprio per la numero 6 Fernandez, ancora Jimenez, ancora Fernandez, la attende Pomposelli, cerca di affrontarla nell'1 contro 1 Fernandez, che poi cerca di velocizzare la manovra per Andrea Salvador. Un pallone troppo lungo, in anticipo Maretti che può controllare e gestire la rimessa laterale. Pomposelli, 13:27, Putov surplus, numero 3, capitano,
con l'esterno verso Pomposelli che cerca di aziona anzi sull'out di destra De Cao. Ancora Pomposelli, ancora Putov che affronta Jessica Fernandez, si porta il pallone sul mancino, calcia. Ha capito tutto Vanessa Jimenez che va a contrarre la conclusione. Attenzione, rischia Salvador in zona pericolosa, vince poi il duello con Putov che si lamenta poi con il primo arbitro Filippi che fischia, ferma il gioco e va a redarguire Putov che si lamenta per un intervento un po' troppo energico, un po' troppo veemente da parte della connazionale Andrea Salvador. E Filippi che giustamente riporta alla calma, fa solo però rimproverare verbalmente il capitano rossonero. Rimessa laterale comunque in favore dell'Audace Verona con Pomposelli proprio per Putov con la suola ancora verso Pomposelli che calcia un tiro un po' improvviso che comunque va ben lontano dal specchio della porta difesa da Ricottini che con le mani ha già azionato Vanessa Jimenez Alcaraz. Andrea Salvador ancora verso Jimenez, la solita indispensabile centrale difensiva del Dip. Ancora Jimenez cerca una palla lunga, Maretti non controlla benissimo, è fortunata però, non era comunque dei più semplici con questo controllo volante, è fortunata sul rimpallo, l'ultimo tocco è proprio di Salvador e dunque la rimessa laterale in zona difensiva sul lato destro del fronte di gioco è per l'Audace Verona. L'ingresso anche dell'ex Duomo Chieri, ormai comunque al quarto anno in Audace Verona, Caterina Biasiolo. La bella giocata di Maretti che lascia sul posto, salta secco Andrea Salvador che ora esce zoppicante lasciando il campo a Jessica Troiano che ha dimenticato però la casacca. Attenzione, un po' di confusione. Era stata una bella giocata, bellissima giocata sull'auto di destra di Maretti che aveva saltato veramente secco, una grande velocità di gambe e di pensiero Andrea Salvador. E ora il cartellino giallo per Jessica Troiano che con una svista è entrata in campo al posto di Andrea Salvador indossando ancora il frattino, indossando la casacca e quindi ovviamente in modo irregolare si configura l'irregolarità, il comportamento non regolamentare, dunque cartellino giallo logico da regolamento per Jessica Troiano che era anche entrata in possesso palla. Bella giocata di Maretti che però poi sul passaggio, sull'intuizione per De Cao aveva quasi colto in controtempo, un po' di sorpresa la compagna Elena De Cao, convocata anche di recente dal CT Francesca Salvatore, CT della nazionale italiana per la Futsal Week di Porec in Slovenia, scusate, in Croazia. Dicevamo dunque di Elena De Cao, ormai praticamente insostituibile e fissa nelle convocazioni con la maglia azzurra, ed è proprio Elena De Cao a procedere alla battuta del calcio di punizione, a colpire in pieno Troiano, riprovarci poi con il mancino, a colpire nuovamente la 11, il capitano nero-arancio. Maretti, Putov controlla e torna da Greta Maretti, ancora l'ex Bagnolo che ci prova con il mancino, un po' telefonato però comunque buona l'intuizione da parte, l'intenzione da parte dell'ex Bagnolo, una delle più convincenti in precampionato e anche in questi primi minuti in carriera in Serie A. Putov capisce facilmente le intenzioni di Vanessa Jimenez di scodellare per Adriana Chiaradia, l'ex futsal Marco Polo. Attenzione alla giocata di Maretti che con il doppio passo cerca di seminare Kubasek. L'ultimo tocco però è proprio della giocatrice, anzi si tratta di Arianna Piccinno, l'ex Virtus Cup San Michele. L'ultimo tocco è proprio della 8 in maglia giallo-nera, dunque calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero per l'Audace Verona con Caterina Biasiolo a posizionare il pallone, ad osservare il movimento delle compagne. Putov col mancino in diagonale, Chiaradia, si lamenta un po' il capitano rossonero con la numero 28, forse un po' troppo lenta nel procedere alla battuta del piazzato. Maretti, ancora gioco di gambe, finte di corpo, sempre bella da vedere anche la numero 21, ancora Maretti, un po' di spazio Maretti, in questo caso invece poteva fare meglio con una conclusione da buonissima posizione, anche relativamente libera, con
diversi metri di distanza dalla diretta marcatrice, non ha colpito benissimo e il suo diagonale mancino si è perso sul fondo, un po' strozzato. Non è dovuto intervenire Ricottini, osservando semplicemente il pallone scorrere sul fondo. 11 minuti 22 secondi, 1-1, ci stiamo avvicinando alla prima metà della prima frazione di gioco al Pala Le Grazie, casa oggi per questa prima giornata della Serie A Fables, nuovo title sponsor della Serie A di calcio a 5 femminile. Casa appunto oggi dell'Audace Verona, è dovuta emigrare, lasciare il Pala Lupatotina, occupato da un altro evento, e quindi tornerà per la prossima occasione a fine ottobre. L'Audace Calcio a 5 Verona per la terza di campionato. Attenzione alla giocata da parte di Piccino, anticipata da Verdù, e poi De Angelis che perfeziona il disimpegno per servire Biasiolo, che gioca male però Kubasek che calcia e colpisce il palo. Errore in disimpegno piuttosto netto da parte di Biasiolo, che rilancia male. Ne approfitta la polacca che si prepara il tiro. Attenzione a Biasiolo che cerca subito di rifarsi e di riscattarsi, colpisce anche lei il palo. Grandi emozioni e occasioni da una parte e dall'altra. Prima il palo pieno in prossimità dell'incrocio dei pali, colpito da Claudia Kubasek, e poi dall'altra parte una conclusione un po' più sporca, un po' più ingannevole per Ricottini da parte di Biasiolo, da posizione defilata in mezza scivolata, con il pallone che appunto si stava infilando però sul primo palo. Forse è stato anche il tocco decisivo da parte di Ricottini. Attenzione a De Cao, campo di spazio, De Cao calcia comunque col mancino, ha preferito però fischiare, non concedere il vantaggio. Precai va a fischiare dunque l'irregolarità a Jessica Fernandez commessa ai danni di Biasiolo, intervento in ritardo, e dunque quarto fallo di questo primo tempo, 2 per parte, 2 Audace, 2 VIP, a 2 secondi dall'esatta metà della prima frazione di gioco. Dicevamo dunque che l'Audace tornerà verosimilmente, molto probabilmente, al Pala Lupatotina per la sfida del 27 contro la Mediterranea Cagliari, terza di campionato, seconda casalinga. Gioco a 2 tra De Cao e Biasiolo, ben compreso da Andrea Salvador, che sventa la minaccia, ha recuperato palla l'Audace però con De Cao, ritmo sempre sostenuto. Biasiolo anticipata, guadagna poi il pallone, fase convulsa, esce poi Ricottini, protetta da Jessica Fernandez in anticipo su Maretti. Siamo entrati da 20 secondi nella seconda metà di questo primo tempo finora molto godibile. 1-1 De Angelis e Troiano, entrambe all'interno del terzo minuto. Maretti, Biasiolo all'indietro per De Angelis, cerchio di centrocampo sulla destra per De Cao, che controlla e osserva il movimento delle compagne, con Biasiolo ancora De Cao, anche lei all'interno del cerchio, con l'Audace in possesso palla prolungata. Attenzione a Maretti che cerca il dribbling abbastanza prevedibile però in questo caso sul sinistro, ha capito Troiano che ha poi condotto la ripartenza. Kubasek raggiunge il pallone, servitole da Andrea Salvador, grande intervento in scivolata, in ripiegamento difensivo da parte di Elena De Cao. Pallone però leggermente troppo lungo, quello donato in ripartenza da Salvador a Kubasek, che è riuscita comunque a guadagnare con maestria il fallo laterale però sprecato per esaurirsi del tempo a disposizione da parte di Jessica Troiano. E dunque la giocatrice con la maglia numero 11, autrice lo scorso anno di 16 reti, ex anche Breganza, Real Grisignano e Granzette, va dunque a concedere l'inversione della battuta del fallo laterale, con l'Audace ora in possesso. Zandona lungolinea per Pomposelli, anticipata netta con troppa facilità da Fernandez, ancora Pomposelli sul pallone, contrasto regolare con Kubasek, conduce la ripartenza nuovamente Salvador, questa volta più precisa per Kubasek con l'esterno, ancora Kubasek a puntare senza fortuna. Zandona brava a mettere il pallone fuori in fallo laterale. 8:47, 1-1 ancora al Pala Le Grazie, ancora Troiano a incaricarsi della battuta. Chiede il corretto punto di battuta a Filippi, allarga tutto per Salvador, ancora verso Troiano che controlla male, Pomposelli che protegge la rimessa laterale proprio davanti alla propria panchina su cui appunto siede da quest'anno Andrea Rossi, che è la prima stagione da tecnico diciamo a tempo pieno, dopo aver lasciato appunto solamente la scorsa estate l'attività di giocatore con
il Futsal Cornedo, la bella giocata da parte di Zandonà e De Cao, le due giovanissime, classe rispettivamente 2004 e 2003. La giocata di Zandonà a servire De Cao, tiro in corsa di prima che si perde di poco alto, era diretto verso l'incrocio dei pali della porta difesa da Ricottini. Palla di poco alta, salutato dall'applauso del pubblico di fede rossonera questo tentativo da parte della numero 10. De Cao e Zandonà, protagoniste indiscusse lo scorso anno con la maglia dell'Under 19 rossonera, maglia dell'Under 19 rossonera che dall'anno prossimo, meglio per quest'anno, per questa stagione, avrà splendido sul petto il tricolore Under 19 rossonera, che lo scorso anno appunto ha conquistato Supercoppa a settembre, Coppa Italia in aprile e poi a giugno la ciliegina sulla torta del tricolore, sempre con splendide finali contro la Kick-Off. Ci prova Pomposelli, ancora Puttoff a recuperare sulla palla vagante dopo una corta respinta da parte di Jessica Fernandez. Non c'è il fallo su Salvador, può tornare in possesso palla proprio la squadra di Rossi, e poi il pallone perso nel tentativo di dribbling da parte di Zandonà. Sempre buon ritmo, ottima intensità in questo primo tempo fin qui, derby che non sta tradendo le aspettative e le alte attese. Siamo entrati nel 13° da pochi secondi. Il punteggio dice sempre 1-1, sempre in diretta sul canale YouTube ufficiale della Divisione Calcio a 5, nuova casa della Serie A e della Serie A, scusate, maschile e femminile di futsal. Salvador si alza su di lei in pressione De Cao, all'indietro per Troiano in posizione di ultimo uomo. Fernandez osserva il movimento delle compagne, cerca il dribbling su Zandonà che ha capito tutto e sul rimpallo va anche a conquistare la rimessa laterale, gioca veloce per Puttoff, palla che però corre esterna verso l'esterno e dunque si perde in fallo laterale in prossimità dell'incrocio delle righe, in prossimità del corner, ma si tratta di rimessa laterale difensiva per la VIP di Walter Ferraro. Salvador supera la linea mediana del campo, torna però nella metà campo difensiva con il passaggio all'indietro per Vanessa Jimenez, leggermente troppo corto il pallone, quindi perde nuovamente il possesso la VIP. Zandonà all'indietro per Puttoff con il destro a rilanciare, colpisce Piccino, anzi Kubasek. Zandonà, Puttoff che salta in un primo tempo Jessica Fernandez, poi perde il pallone sul rimpallo con la polacca numero 15, l'altra polacca Shostak non è presente perché il transfer non è arrivato in tempo, così come per Nanako Arakawa. Altra assenza importante è quella di Giulia Ferreira, l'ex Royal Team Lamezia, arrivata ultimo arrivo dell'estate rossonera, che invece ha una squalifica pendente dallo scorso anno, l'ex appunto Lamezia, 4 stagioni in Calabria con più di 100 gol realizzati, fiore all'occhiello, ciliegine sulla torta del mercato condotto dalla società del presidente Alessandro Betteghelle e della vicepresidente. Nuova carica più che meritata, più che significativa per Maddalena Oldrizzi. La giocata da parte di Jessica Fernandez che cerca di superare sullo slancio Benedetta De Angelis, ci sarebbe forse riuscita se non fosse però per l'intervento tempestivo in diagonale difensiva da parte di Ioanna Puttoff. Un po' di confusione poi in questa fase di possesso palla. Attenzione a Jessica Fernandez con il destro di prima intenzione sul servizio direttamente dal fallo laterale di Salvador, destro stretto verso il primo palo, raso terra che corre però fuori sul fondo. Ha controllato Verdù. Puttoff all'indietro per De Angelis, poi sulla sinistra per Zandonà, a premiare poi Puttoff, bella manovra dell'Audace, Puttoff a spazio, Puttoff verso De Angelis, fondamentale, decisivo intervento di Adriana Chiaradia. Transizione della VIP con Vanessa Jimenez che cerca di imbucare nuovamente per la numero 7 giallonera, Adriana Chiaradia, capitano della rappresentativa veneta, campionessa del torneo delle regioni per 2 anni consecutivi nelle ultime 2 edizioni, torneo delle regioni ovviamente femminile. Attenzione ancora Vanessa Jimenez, poi indecisa ancora Verdù con i piedi, che va a controllare forse meglio la conclusione della numero 9.
protagonista nelle ultime settimane di un caso di mercato, aveva comunicato, aveva annunciato il proprio addio a sorpresa come un fulmine a ciel sereno alla società del presidente Antonello, mentre ci prova in diagonale un tiro cross con il mancino. Senza fortuna Jessica Fernandez, non può arrivarci nemmeno Chiara Dia, pallone che si perde sul fondo, rinvio per l'Audace. Dicevamo appunto di Vanessa Jiménez Alcaraz, che aveva annunciato qualche settimana fa l'addio alla società del presidente Fulvio Antonello, salvo poi tornare sui propri passi, riaccordarsi con il club nero-arancio e quindi tornare a far parte del roster a disposizione di Walter Ferraro. Ferraro che ora inserisce, se non erro, Piccinno per Jessica Fernandez. Chiara Dia, spalle alla porta, su di lei la pressione energica ma non fruttuosa da parte di Puthoff. Piccinno all'indietro per Vanessa Jiménez, sempre molti minuti per lei sul parquet come lo scorso anno con mister Moreno Giorgi. Non controlla benissimo proprio Piccinno, anche lei neoarrivata, Arianna Piccinno, laterale, classe 97, ex Virtus Cap San Michele. Puthoff, De Angelis, 4 minuti e 44 secondi, 1-1, sempre firmato De Angelis Troiano qui al Pala Le Grazie. Pomposelli, ci sono ancora stati time out, non chiamato né da Russi né da Ferraro. Puthoff per De Angelis sul lato destro del fronte offensivo rossonero, che torna proprio ancora più a destra dopo essersi accentrata con l'esterno verso Puthoff, malinteso, palla in vero fuori misura da parte della 22, che ha sbloccato quindi la gara qui e ha stappato la stagione dell'Audace Verona. La prima marcatrice rossonera della stagione è proprio il numero 22 Benedetta De Angelis, la giocatrice abruzzese, le più rappresentative dell'Audace Verona, della società del presidente Betteghella in questi ultimi anni, diciamo, arrivata nel mese di novembre 2020, nella stagione di Serie A2. Tentativo di verticalizzazione di Troiano verso Vanessa Jiménez, ha intercettato e non controllato per un pallone piuttosto forte, piuttosto potente Zandonà. Ancora Troiano che si sistema il pallone sul destro e torna proprio sulla destra per Jiménez. Chiara Dia, sempre brava nel controllare il pallone spalle alla porta, brava in posizione di pivot. Attenzione a Piccinno che prova un tiro cross, bella intenzione da parte della numero 8 verso la numero 9 Vanessa Jiménez. In questo caso non deve intervenire Verdù, non è riuscita a intervenire nemmeno la 9 in maglia giallo-nera. Palla sul fondo, 3 minuti e 53 secondi, ultimi scampoli di questo primo tempo. Nessuno dei due tecnici ha voluto rompere il ritmo delle due squadre, nessuno dei due tecnici ha chiesto finora il time out a propria disposizione. Si continua dunque ininterrottamente dal primissimo minuto. Bella giocata di Maretti con il destro verso De Angelis, palla leggermente troppo lunga, l'uscita di Ricottini in tutta tranquillità. Applausi comunque per il tentativo della numero 21 rossonera da parte del pubblico del Pala Le Grazie. Lungo anche il servizio per Chiara Dia dall'altra parte, palla questa volta sul fondo, controlla un po' troppo ad inseguire il pallone Maretti sul servizio centrale di Zandonà. Attenzione che recupera palla Pomposelli e poi Maretti, su di lei la pressione vincente in scivolata, mettere il pallone in fallo laterale da parte di Piccinno. E ecco il primo time out del match, del primo tempo e dunque del match, chiamato da Andrea Rossi. Primo time out per l'Audace Verona a 3 minuti e 14 secondi dal termine di questo finora divertente, più che godibile primo tempo. Audace Verona 1, VIP Calcio 5 1. Dicevamo dunque di un quadro che ha visto questa prima giornata aprirsi alle 14:30 con la vittoria della Lazio di Chilelli sulla Mediterranea Cagliari di Moreno Giorgi, ex tecnico fino alla scorsa stagione della VIP, 3-0, 3-2 poi della kick-off sul campo del CMB Futsal Team e 9-0 della femminile Pescara sulla Royal Team Lamezia, 1-1 ovviamente, come detto, come vi stiamo raccontando, tra Audace Verona e VIP. Domani a chiudere il quadro alle 16:30 Atletico Foligno Tiki Taka e alle 19:30 il piatto forte del derby pugliese tra il Bitonto campione di tutto e il rinnovatissimo Molfetta di Diego Iessi, con la Steel Casa Costruzioni Falconara a riposare in questo primo turno per una Serie A Fables a 13 squadre per la rinuncia della neopromossa Pero, che si è iscritta, ha preferito iscriversi alla Serie B.
tornare, diciamo, da dove veniva, dalla Serie B, con profondo dispiacere dei grandi appassionati di questo sport. Quindi rimangono due le Cenerentole di questa stagione, due le neopromosse, ossia CMB Futsal e Mediterranea Cagliari, sconfitte entrambe nei primi due match di questa Serie A Fables. Una retrocessione diretta per l'ultima in classifica come lo scorso anno, sorte che toccò al Pelletterie, che quest'anno si chiamerà Scandicci, ma si aggiungerà una seconda retrocessione tra la perdente del play-out, del doppio play-out andata e ritorno tra la penultima e la terzultima. Rientrate in campo le squadre con la rimessa laterale in zona d'attacco Audace, battuta da Pomposelli a premiare il movimento di Zandonà, ad accentrarsi, a calciare di prima con il mancino, pallone che però si è perso lontano dalla porta difesa da Ricottini. Vanessa Jimenez lancia lungo verso Troiano, di testa ad anticipare Maretti, proprio all'altezza della panchina rossonera. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco, da 8 secondi 1-1 con Troiano, all'indietro da Vanessa Jimenez che allarga sulla sinistra per Piccino, su di lei impressione Zandonà, ancora all'indietro Piccino per Vanessa Jimenez, ancora Troiano, la affronta e la attende Maretti. Prolungata fase di possesso della squadra di Ferraro con il tentativo di Piccino, bel contropiede che può azionarsi, attenzione Maretti che arriva veloce, Maretti va a calciare Maretti, Ricottini con qualche difficoltà a mettere in corner, a toccare all'altezza del primo palo, ha osservato il movimento delle compagne Maretti, ha preferito poi andare per la soluzione personale, giustamente perché non c'erano compagne ben appostate per ricevere il suo servizio. È andata quindi a calciare col suo sinistro davvero potente e interessante, con Ricottini che ci ha messo una pezza, l'ex portiere di Perugia Granzette e Pescara Montesilvano, ultime 2 stagioni appunto in Abruzzo per quella che si chiamava Pescara, poi è diventato GTM Montesilvano e in questa stagione si chiamerà nuovamente Pescara. Troiano ha intercettato il passaggio di Pomposelli, ancora un po' troppo morbida Pomposelli in questo contrasto, c'è forse un fallo di Putto ai danni di Chiaradia, si lamenta effettivamente la numero 7 ex Futsal Marco Polo all'indirizzo di Filippi, primo arbitro oggi, secondo è Precai al crono Cocco. Non è dello stesso avviso della numero 7 giallo-nera o nero-arancio se preferite, l'arbitro appunto, il primo arbitro della sfida che comanda la rimessa laterale in favore dell'Audace Verona, rimessa laterale di cui si incaricherà Maretti 2 secondi dentro il penultimo minuto di gioco. Zandonà a premiare il movimento in profondità da parte di Maretti lungo la linea, ancora Troiano che non supera Zandonà, molto brava in ripiegamento, ancora un duello, ancora Troiano a recuperare la palla vagante, a saltare secco Pomposelli, a cercare Chiaradia, decisivo l'intervento in extremis da parte di Zandonà. Chiaradia che sarebbe potuta presentare sola davanti a Verdù per provare a portare in vantaggio la VIP e a ribaltare l'iniziale vantaggio rossonero firmato da Benedetta De Angelis dopo poco più di 2 minuti di gioco. Esce proprio Chiaradia, rientra Jessica Fernandez sul parquet assieme a Vanessa Piccino e Troiano. Prova la giocata Kubasek, non è Piccino ma è Kubasek la giocatrice in campo. C'è il giallo per Luana Puttoff, a mio avviso non per l'intervento in sé ma per i ripetuti e reiterati falli, comunque interventi al limite da parte del capitano rossonero. Dunque la numero 3 di Andrea Rossi a terminare sul taccuino dell'arbitro, se non vado errato è il primo cartellino giallo per la squadra di casa, per l'Audace Verona, dopo quelli per Kubasek e per Jessica Troiano tra le fila della formazione ospite, che ora con Walter Ferraro in panchina va a chiamare il secondo timeout a 87 secondi dal termine del primo tempo. Velocemente proiettiamoci in avanti, proiettiamoci già alla seconda partita, più che altro per delineare il futuro quadro delle due squadre impegnate domenica prossima 6 ottobre per la seconda giornata di questa Serie A Fables, con l'Audace sul campo del Tiki Taka, mentre invece la VIP ospiterà il Palalupe di San Martino di Luperi, provincia di Padova, il Pescara, appunto neodenominato. Ci sono state 2 variazioni, 2 cambi di nominativi, di denominazione in questa Serie A Fables, appunto il GTM Montesilvano tornato Pescara Femminile Futsal e poi la Mediterranea Calcio a 5 che diciamo ha
ampliato il proprio raggio d'azione e il proprio nome in Mediterranea Cagliari. Dicevamo Mediterranea, nuova squadra dell'ex tecnico della VIP Moreno Giorgi. Torniamo in cronaca perché si è esaurito il time out a disposizione dei due tecnici chiamato da Walter Ferraro, ultimo time out di questa prima frazione di gioco. Calcio di punizione in favore del VIP con Vanessa Jimenez sul punto di battuta a disporsi ai 4 angoli del fronte offensivo ospite. Le altre 3 compagne di movimento, Vanessa Jimenez che prova direttamente con l'improvvisa immediata battuta verso il centro, che si perde però in fallo laterale sul lato opposto, ed è Benedetta De Angelis ad incaricarsi della battuta. Palla lunga verso Puthoff che cerca di controllare con il petto per portarsi avanti il pallone, l'anticipa mettendo però direttamente in fallo laterale Vanessa Jimenez, che si lamenta poi all'indirizzo di Precai, il secondo arbitro qui sotto la nostra postazione, per una spinta troppo energica da parte di Puthoff, ma poi a essere abbattuta Puthoff proprio da parte di Vanessa Jimenez, che non riconosce la maternità del fallo, dell'irregolarità, ma viene è stato il fallo anche qui vicino alla nostra postazione. Ci sono diversi scambi di opinioni tra l'altro per la verità abbastanza concordanti sulla inopportunità, diciamo, del stampare un numero bianco su fondo giallo da parte della VIP, non di facilissima lettura per chi è in postazione commento, ma anche per chi deve osservare il match da semplice appassionato. C'è stata una fuga sull'out di destra, sul lato destro del fronte offensivo patavino da parte di Kubasek, fermata splendidamente in scivolata, in intervento perfetto difensivo da parte di Benedetta De Angelis, che va anche a guadagnare il rinvio dal fondo. Zandonà, il break per De Angelis sul lato destro del fronte offensivo, ancora De Angelis, si porta il pallone sul destro, gioca bene per Zandonà, De Angelis non chiude il triangolo, non si chiude il triangolo per effetto dell'ottimo tempestivo intervento da parte di Kubasek, Claudia Kubasek, che va anche a conquistare l'ex città di Falconara il fallo laterale. Ultimi 42 secondi di questo primo tempo con Troiano che controlla il pallone servitole da Vanessa Jimenez, cambia dal lato a lato, fino al lato opposto da Jessica Fernandez. Ancora Troiano servita da Jimenez, cerca la puntata con il mancino, ha capito Pomposelli, e poi un tentativo quasi di alleggerimento da parte della 9 Vanessa Jimenez, che non crea alcun grattacapo a Verdù. De Angelis all'indietro con l'esterno verso Puthoff che smista sulla destra per Pomposelli, lancio lungo verso Zandonà, superata Vanessa Jimenez, superata però anche la 11 classe 2004 in maglia rossonera. Controlla il pallone sfilare sul fondo Ricottini, ultimi 10 secondi, probabilmente lascerà morire così il pallone la VIP, la formazione ospite di Walter Ferraro, anche se Kubasek cerca una fuga sulla destra. Kubasek prova con l'intervento di Puthoff, manca un solo secondo, rimessa laterale in favore della VIP con Kubasek che allarga per Vanessa Jimenez, tentativo a tempo però scaduto. Si chiude dunque sull'1-1 la prima frazione di gioco al Pala Le Grazie di Verona. Audace Verona e VIP vanno a riposo sul punteggio di 1-1, determinato dal veloce nel giro di meno di 30 secondi all'interno del terzo minuto. Botta e risposta tra De Angelis e Troiano. A tra poco per la ripresa, sempre qui, sempre sul canale YouTube ufficiale della Divisione Calcio a 5. A tra poco.
Bentornati dal palazzetto Le Grazie di Verona, dove Audace Calcio a 5 Verona e VIP Calcio a 5 hanno fatto il proprio ritorno sul parquet dopo l'intervallo al termine di un primo tempo terminato sul risultato di 1-1. Risultato determinato tutto all'interno del terzo minuto di gioco, con 2 reti nello spazio di 26 secondi. La chiamata dell'Audace con la rete dopo 2 minuti e 4 secondi di gioco da parte di Benedetta De Angelis, e l'immediata risposta al secondo e 30 secondi da parte di Jessica Troiano. 1-1 dunque tra Audace Verona e VIP, partita molto divertente, molto bella, più che godibile, ritmo sempre elevato con i due tecnici, tra l'altro, che hanno contribuito all'elevata velocità e l'elevata intensità della gara, con i 2 time out chiamati uno per parte tutti negli ultimi 3 minuti di gioco. Prova a condurre la transizione offensiva la VIP con il tentativo in tandem da parte di Vanessa Jimenez e Jessica Fernandez. Non c'è fallo da parte di Kubashek su Putov, la giocata dunque difensiva decisiva da parte di Kubashek, che poi prova sul servizio in profondità a premiarne lo scatto da parte di Vanessa Jimenez a superare Verdù per la seconda volta. Congiunto decisivo l'intervento in scivolata di Pomposelli in uscita bassa da parte del portiere spagnolo ex Infinity, ex tra le altre anche VIP Etienne. Bella la scivolata di De Angelis a toccare in modo pulito il pallone, a fermare l'incedere di Jessica Fernandez, che aveva brillantemente superato Eleonora Zandona. Ancora Troiano che cerca il dribbling, sporca questa volta la traiettoria, il dribbling. Zandona, Kubashek in surplus, ci porta il pallone sul destro, gioca all'indietro poi per Vanessa Jimenez, che ha un po' di spazio, prova con il destro, un tentativo però piuttosto velleitario, che si perde alto, lontano dalla porta difesa da Verdù, che ha già provveduto a rilanciare l'azione delle compagne con De Angelis, che gioca sulla sinistra per Zandona. Lo scambio con Putov non perfetto, il pallone di Zandona verso Putov, che non può controllare nel migliore dei modi. Poi Kubashek va a colpire proprio il capitano rossonero, guadagnando il corner dopo 1 minuto e 16 secondi di gioco. Quel palla alle grazie casa oggi in questo debutto in campionato in Serie A Fables dell'Audace Verona, per l'indisponibilità del Palla Lupatotina, che tornerà dunque teatro delle partite casalinghe rossonere dalla prossima sfida, quella della terza giornata contro la prossima sfida casalinga della terza giornata contro la Mediterranea Cagliari di fine ottobre, mentre invece prossima sfida, prossima domenica alle 18, domenica prossima 6 ottobre, Audace sul campo del Tiki Taka, ma è ancora presto per pensare al prossimo impegno. Torniamo in cronaca con ancora 18 minuti e 25 secondi da giocare qui al Palla alle Grazie, con De Angelis che riceve da Pomposelli e gioca per Zandona. Ancora il movimento della classe 2004, giovanissima, una delle più piacevoli scoperte della società rossonera dal settore giovanile. Rimpallo poi tra Putov e Jessica Fernandez, sembrava piuttosto netto l'ultimo tocco sul rimpallo da parte della 6 ospite, non se ne accorge il primo arbitro Carlotta Filippi, che comanda dunque la rimessa laterale nero-arancio, o se preferite giallo-nera. Zandona che non aspetta l'uscita di Verdù e preferisce mettere il pallone in fallo laterale sempre nella zona offensiva dal lato sinistro del fronte offensivo VIP, con Jimenez che prova di prima, pallone sporcato 2 volte, l'uscita di Verdù rischiosa e poi su di lei il fallo, fischiato alla polacca Klaudia Kubashek. L'altra polacca, Julia Szostak, non è presente oggi per il transfer arrivato in ritardo. A terra sia Putov che Zandona, e poi il tentativo di Jimenez a servire proprio Kubashek, deviazione e uscita da parte di Verdù. Palla recuperata di nuovo dalla VIP, che ha approcciato a mio avviso in modo migliore rispetto alle padrone di casa la ripresa, e poi però il break offensivo condotto da Pomposelli anche un po' a allentare, alleggerire la pressione sulla difesa rossonera e a guadagnare con un tiro dalla media distanza il corner sulla deviazione di Ricottini. Calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona dopo 2 minuti e 32 secondi di gioco in questa ripresa. Calcio d'angolo battuto da De Angelis, palla dentro, c'è un tocco probabilmente di Chiara Diaz su Putov. Il secondo arbitro Precai di Treviglio non fischia fallo, c'è un proteste per quanto abbastanza
per la verità abbastanza tiepide, anzi proprio inesistenti da parte dell'Audace Verona. Per un attimo si è alzato una lieve, flebile protesta dal pubblico di fede rossonera. Nulla di fatto, attenzione a Pomposelli che non controlla bene, poteva o andare alla conclusione oppure servire, duettare con Zandonà. La spinta poi di Chiara Dia su De Angelis, nel mismatch fisico tra le due, ma resta in piedi la 22 per servire Verdù, sul cui lancio poi all'indirizzo di Arianna Pomposelli c'è l'intervento tempestivo in difesa da parte di Jessica Fernandez. Si sta per esaurire il terzo minuto della ripresa. De Angelis, Zandonà controlla con il mancino, cerca di azionare poi il piede forte accentrandosi, ha sporcato il tentativo Salvador, ancora Pomposelli, gioco di gambe, tentativo di cross dal fondo, dalla zona di destra del fronte offensivo rossonero, a guadagnare la rimessa laterale davanti alla panchina di Walter Ferraro. Pomposelli va a calciare, calcia, deviazione di Salvador che smorza il pallone dalle parti di Ricottini. Jessica Fernandez è lei in questo momento, in questo frangente, in posizione di centrale difensivo, allarga per Vanessa Jimenez che cerca la palla verso Salvador, non tocca la 14 maglia gialla, ne stava uscendo veramente una traiettoria maligna, perfida per Verdù, stava per essere ingannata. Nel frattempo il tentativo di break offensivo dell'Audace con De Angelis che però serve troppo all'indietro, troppo arretrata Zandonà, cogliendola in controtempo e sfuma l'azione dell'Audace. Dicevamo il tentativo di Vanessa Jimenez di tiro cross verso il secondo palo a verticalizzare velocemente l'azione, mettere in difficoltà la difesa rossonera. Non è intervenuto Salvador, ma stava uscendo veramente una traiettoria che poteva ingannare Verdù. È stata molto brava, davvero brava e pronta di riflessi a bloccare il pallone praticamente all'altezza della linea di porta. Miglior occasione di questa ripresa in questi poco meno di 4 minuti di gioco. Rientra Elena De Cao molto bene nel primo tempo, la 10, che cerca subito di raggiungere il pallone, servitole però effettivamente in modo troppo potente, troppo lungo da parte di Arianna Pomposelli. Fernandez, Salvador, ancora Fernandez controlla, fase in questo momento di surplus, quasi di ritmo un po' più blando, con l'Audace che attende senza alzare troppo la pressione con un blocco basso e senza accelerare troppo le operazioni offensive. La VIP che comunque con un tentativo dalla distanza di Chiara Dia, deviato da un difensore rossonero, conquista un corner quasi insperato per come stava, diciamo, evolvendo l'azione. E Salvador che va a battere dalla corner di destra il tentativo di gioco di gambe di Fernandez che si blocca sullo scudo esercitato da Pomposelli. Va comunque a difendere il pallone, si lamenta un po' Pomposelli verso Precai per una trattenuta di troppo da parte della 6 ex Padova, e poi il tentativo di duetto, di scambio 1-2 veloce tra Troiano e Salvador, che si perde però con il pallone di ritorno troppo lungo dalla 14 per la 11 che ha pareggiato la rete di De Angelis in apertura. Il tentativo di Pomposelli, poi partire in contropiede Troiano che vince il rimpallo con De Cao, allarga per Salvador, parla leggermente troppo lunga, Salvador ancora dentro per Troiano, Troiano spalla alla porta, si è perso un po' l'abbrivio, attenzione a Troiano, grande giocata, ancora Troiano che controlla poi male proprio nel momento decisivo per portarsi il pallone a calciare. Attenzione ancora nello stretto, Salvador anticipata da De Angelis, azione convulsa e prolungata davanti alla porta di Verdù, ancora Salvador, abbattuta da Putto che rischia tantissimo, davvero energico, fin troppo l'intervento difensivo da parte del capitano. Si lamenta il pubblico ospite presente al Palazzetto Le Grazie, con Puttoff già ammonita nel corso del primo tempo, una delle 3 ammonite della prima frazione di gioco, l'unica tra le file rossonere, oltre a Kubasek e Troiano che appunto sono della VIP. E Puttoff che va ad abbattere veramente con una spinta di veemenza e di intensità veramente quasi ingiustificate, va ad battere Salvador e concedere anche rischiando molto e concedendo anche una punizione davvero da posizione più che invitante, più che interessante per la VIP, con sul punto di battuta Chiara Dia e va a calciare, parte lei, ha respinto sulla linea De Cao se non vado errato, era stata superata Verdù dalla potente conclusione di Adriana Chiara Dia, l'ex Marco Polo. È stata secondo me decisiva la respinta sulla linea di porta da parte di De Cao, va dopo a
l'esaurirsi, a sfumare l'azione della VIP. Grande occasione per la formazione di Ferraro, mentre viene ordinata l'inversione della battuta del fallo laterale per l'irregolarità commessa da Pomposelli. Pallone in movimento, se non vado errato, e dunque nuovamente praticamente un corner quello che andrà a battere Salvador. 14:49 al termine del match. Ancora Chiaradia, ancora potente Chiaradia con una conclusione in diagonale di destro bellissima, che attraversa un nutrito gruppo di giocatrici sia dell'Audace che della VIP. Sfila sul fondo davvero per questione di centimetri, l'abbiamo visto benissimo dalla nostra postazione, anche dalla nostra inquadratura, le riprese effettuate dal nostro Alessandro Zamboni per la regia di Filippo Trevisan. Grande conclusione di Chiaradia, davvero ottimo l'impatto con la Serie A della giocatrice con la maglia numero 7, che esce benissimo da un raddoppio favorendo la transizione offensiva della VIP, con Troiano che salta sull'interno. Pomposelli va a vincere poi il rimpallo con De Cao, più reattiva, meglio uscita dai blocchi dopo l'intervallo la VIP rispetto a un'Audace un po' pigra, un po' quasi frastornata, anche se forse non è un termine perfetto per descrivere la situazione, ma comunque un'Audace un po' in difficoltà in questo avvio di ripresa, con Putov che interviene ancora un po' al limite, sempre rischiando troppo a mio avviso su un'altra giocatrice in maglia giallonera, nella fattispecie su Troiano, che guadagna un corner rischiando anche un po' sull'intervento a gamba tesa di Putov, che veramente deve a mio avviso controllarsi. Ancora Troiano verso Fernandez che controlla bene, si rialza, serve Chiaradia, Chiaradia, ancora Fernandez che trova a 13 minuti e 50 secondi dal termine del match il meritato, a mio avviso meritato, vantaggio per la VIP. Jessica Fernandez 1-2. Corner battuto da Jessica Troiano. Difesa dell'Audace Verona che non è riuscita a liberare nel migliore dei modi. La palla è rimasta vagante, è rimasta all'interno dell'area di porta. La più lesta, la più veloce a portarsi sulla palla vagante è stata Jessica Fernandez, l'ex Padova. Ha realizzato a porta praticamente sguarnita la rete a 13 minuti e 50 secondi dal termine dell'1-2, a perfezionare momentaneamente la rimonta, il ribaltamento del risultato da parte della squadra di Ferraro al vantaggio di De Angelis al 1-2 firmato Troiano. Jessica Fernandez, Kubasek spalla la porta all'indietro per una via di mezzo tra Salvador e Troiano, può toccare Ricottini che serve proprio l'ex Granzette. Ancora Salvador che attende il movimento a venire incontro da parte di Jimenez, preferisce poi andare lungo da Troiano che con un pollice alzato va ad indicare di aver apprezzato il movimento e l'intenzione, il servizio in profondità della compagna. Palla troppo lunga, si alza il grido, l'urlo di incitamento da parte del pubblico rossonero qui al Palla de Grazie per incitare appunto un'Audace Verona uscita male dall'intervallo dopo un ottimo primo tempo, un ottimo approccio alla gara e anche in generale un'ottima prima frazione di gioco giocata. Veramente molto molto meglio la VIP in questi primi 7 minuti e 10 secondi di ripresa, più pericolosa, più incisiva, più presente in campo e anche meritatamente in vantaggio con la rete di Jessica Fernandez. Jimenez verso Kubasek ad allungare il campo, a recuperare il pallone, a servire poi Salvador che cerca di destreggiarsi in mezzo a due tra Maretti e Pomposelli, a guadagnare comunque la rimessa laterale davvero più precisa e più intensa la VIP, con Kubasek che riceve direttamente da Jimenez dopo il velo, una specie di velo da parte di Andrea Salvador, va a calciare, va a guadagnare il corner. Troiano molto veloce davvero anche lo svolgersi delle azioni della VIP che sembra non accontentarsi. Salvador ha parato Verdù, poi Kubasek, ancora Salvador con la palla sulla parte esterna della rete, davvero vicina all'1-3 la VIP, vicina al +2 e ora ben prima rispetto al primo tempo va a chiamare time out Andrea Rossi a 12 minuti e 17 secondi dal termine, con la sua squadra da 1 minuto e mezzo, poco più, sotto di un gol per effetto della rete realizzata a 13:50 dal termine da parte di Jessica Fernandez. E dunque time out chiesto dal tecnico rossonero.
cerca invece comunque di sfruttare il time out per tenere alta la tensione delle proprie giocatrici. Walter Ferraro, davvero la VIP ha approcciato in modo decisamente migliore rispetto all'Audace Verona questa ripresa, legittimando con questo inizio appunto di seconda frazione di gioco il vantaggio arrivato poco fa al 7° minuto per effetto della rete di Jessica Fernandez, quindi primo gol stagionale anche per lei, ed è con questa rete che la VIP ha ribaltato l'iniziale vantaggio rossonero firmato da Benedetta De Angelis. Rientrano in campo le due squadre questa prima giornata, questo quarto ed ultimo incontro del sabato della prima giornata di Serie A Fables, che si chiuderà domani con Atletico Foligno Tiki Taka e Bitonto Molfetta, e che ha visto finora le affermazioni di Lazio, Kickoff e Pescara rispettivamente su Mediterranea Cagliari, CMB Futsal Team e TNT Royal Team Lamezia. Rientrate in campo le squadre, si alza nuovamente il tifo del Palla alle Grazie, il tifo principalmente di marca rossonera come è logico che sia, formazione di casa. Puttoff male col petto a favorire più il recupero palla di Kubaszek che la ricezione da parte dei Pomposelli, e poi la polacca che va a calciare con il mancino in modo però impreciso, una palla che sfila sul fondo. Da 5 minuti siamo all'interno del nono, da 5 secondi siamo all'interno del 9° minuto di gioco della ripresa. Puttoff verso Zandonà, vediamo se uscirà un po' meglio quantomeno dalla ripresa, o meglio dal time out chiamato da Andrea Rossi all'8° minuto di questa ripresa l'Audace Verona, dopo aver approcciato a mio avviso non nel migliore dei modi la ripresa, aver permesso alla VIP di prendere possesso della gara e del punteggio con un predominio territoriale piuttosto netto. Palla per Zandonà che calcia, interviene bene Ricottini, una parata non semplicissima ma comunque ben operata dall'estremo difensore che sostituisce appunto Carturan, finita alla kick-off nel corso del mercato estivo. Kick-off che ha salutato Balardin, Valenzano, appunto Carturan, Radu e Capuano, per raccogliere appunto Ricottini, Piccino, Shostak oggi non presente, l'altra polacca Kubaszek, Chiaradia, De Massi e Caretta. Questi movimenti in entrata e in uscita da parte della società del presidente Fulvio Antonello, dall'altra quella di Betteghella, che invece ha visto arrivare Verdù, Maretti, Ficetto e le assenti Arakawa e Giulia Ferreira, mentre ci prova Pomposelli con un tiro centrale, facile preda di Ricottini. A D invece per la società rossonera di Jessica Nayara dos Santos, Jessica Exana, Diana Piccirillo, Gatti, Romano e Bianchi. Torniamo in cronaca perché con l'incessante tifo rossonero qui sugli spalti del Palla alle Grazie siamo entrati nel 10° minuto di gioco, vicini alla metà della ripresa. Contatto piuttosto ruvido tra Puttoff e Kubaszek, una testata involontaria da parte del capitano rossonero verso la polacca, palla che si perde poi sul fondo, dribbling di Troiano che va a guadagnare rimessa laterale proprio davanti alla panchina ospite, e poi subito a lasciare il posto a Jessica Fernandez, la giocatrice che in questo momento sta decidendo la sfida. Piccino lungo verso Kubaszek, intervento ancora al limite di Luana Puttoff, questa volta regolare sia per il primo che per il secondo arbitro, sia per Filippi che per Precai. Jessica Fernandez interviene su di lei, Zandonà che la trattiene, recupera palla, Pomposelli che calcia in diagonale con il destro, non è che sfila sul fondo, potente ma non precisa la conclusione della 2 rossonera. Entrati ora nell'ultimo quarto di gara, nella seconda metà della seconda frazione di gioco. Jimenez, lunga Vanessa verso Kubaszek, spalla alla porta, su di lei in pressione Puttoff, palla con la suola per favorire l'inserimento e premiare l'inserimento da parte di Piccino. Ha capito tutto De Angelis che ha servito bene Zandonà, su di lei però praticamente triplicano la marcatura le giocatrici di Ferraro, che recuperano velocemente palla, grande contropressing da parte della VIP, davvero più reattiva, anche più proattiva in questa ripresa. Audace che è chiamata alla reazione
per poter riaprire la gara, riportarla in parità. Palla lunga da parte di Jessica Fernandez, palla vagante che in qualche modo raggiunge Pomposelli. Pomposelli, Ricottini in corner, basta poco per rianimare il pubblico rossonero sugli spalti del Palla alle Grazie. Basta questa conclusione di Pomposelli insidiosa verso il primo palo, su cui però ha fatto buona guardia Giulia Ricottini, portiere classe 2001. Calcio d'angolo ancora De Cao, stavolta col corpo all'indietro, calcia alto a 10 classe 2003 e dunque rinvio dal fondo per Ricottini. Nessuno le cede il pallone, il tempo comunque si ferma, non c'è perdita di tempo, non c'è scorrere del cronometro, tenuto ovviamente fermo dal cronometrista Francesco Cocco di Parma. I due arbitri, come detto nel corso del primo tempo, sono Carlotta Filippi di Bergamo e Denis Precai di Treviglio. Il lancio lungo di Jimenez verso Kubacek, in anticipo De Angelis che guadagna anche la rimessa laterale. L'ultimo tocco è proprio della polacca classe 98. De Angelis lungo per Zandona che rischia un po' con l'intervento su Piccino, che aveva invece optato per l'intervento di testa. È proprio Piccino che poi cerca Kubacek, un pallone però fuori misura, malinteso tra le due, movimento verso l'esterno da parte della polacca e quindi Verdù che può uscire. 8,50, De Cao riceve da Zandona, calcia centrale, mezza altezza. Ricottini non può trattenere un tiro di tale potenza, mette comunque i pugni e va a deviare in fallo laterale Audace Verona. Lato sinistro del fronte offensivo, De Angelis sul punto di battuta, la giocatrice che ha sbloccato le marcature, ha aperto il tabellino qui al Palla alle Grazie. Il tentativo di Zandona fermato da Piccino e Kubacek, che è proprio la polacca che va ad alleggerire la pressione che l'Audace sta cercando di alzare. Verdù ancora per De Angelis che supera la linea mediana del campo, serve De Cao, torna indietro da De Angelis ancora in posizione di ultimo difendente, ultimo uomo. Ancora Zandona con l'esterno verso De Cao che tiene in campo il pallone e lo fa carambolare sui piedi di Jessica Fernandez, la match winner per il momento, autrice della rete dell'1-2. Pomposelli che indica il punto corretto di battuta Precai che inizia la conta. Ancora De Cao, cerca centralmente Salvador che però è anche fortunata, brava prima, fortunata poi un po' rischioso il suo tocco verso Piccino, che dopo aver però guadagnato con grande maestria e grande sapienza il rinvio dal fondo va a cedere il proprio posto a Troiano. Salvador, Jessica Fernandez, Kubacek e Troiano sul parquet per Ferraro. De Cao, Zandona e De Angelis e Pomposelli per Rossis, fermandosi ai quartetti di movimento. Gran palla di Troiano con l'esterno dall'out di sinistra per l'inserimento, per la puntata centrale, centro area da parte di Kubacek, che però per questione di millimetri non arriva all'appuntamento col pallone a tu per tu con Verdù. Grande giocata della marcatrice dell'1-1 su calcio di punizione. Sfuma però sul fondo il tentativo di Kubacek che non ha impattato nel migliore dei modi il pallone. Dall'altra parte Pomposelli che in questi momenti di difficoltà è sempre l'ultima a mollare, è sempre la prima a suonare la carica. Con la sua grande esperienza, con la sua grande qualità. Calcio d'angolo in favore dell'Audace, lo batte Arianna Pomposelli dal lato sinistro. Palla dentro per De Angelis, era stata una prima deviazione, se non vado errato, di Andrea Salvador. L'ultima però è di De Angelis che non è riuscita a controllare al meglio il pallone. 7,40, brutto pallone perso da Troiano. Pomposelli, De Cao, ancora Arianna Pomposelli che va a depositare in rete il più facile dei gol. È 2-2 a 7,37 per l'Audace Verona che va con Arianna Pomposelli ad ottenere il pari. 7,37 a legittimare il pari, l'ultima fase di pressione, di predominio territoriale dell'Audace, che è uscita bene dal time out chiamato da Andrea Rossi, è riuscita ad invertire il trend e a ribaltare l'inerzia della gara dopo un brutto avvio di ripresa. Attenzione alla spinta da parte di Chiara Dia ai danni di Benedetta De Angelis, è il secondo fallo della VIP in questa ripresa contro uno solo dell'Audace, è il terzo cartellino giallo all'indirizzo di un giocatrice della VIP dopo quelli nel corso del primo tempo di Kubacek e Troiano. Sempre nel primo tempo l'unico cartellino giallo di colore rossonero
all'indirizzo di Luana Putov, che poi nell'avvio di ripresa ha, a mio avviso, più volte rischiato il secondo giallo. È proprio Luana Putov ad incaricarsi della battuta. Il gol del pari dunque nel corso del 13° minuto di gioco, firmato da Arianna Pomposelli. Attenzione a De Cao, che riceve dopo bello schema su calcio piazzato sull'asse Putov De Angelis, calcia e guadagna la rimessa laterale in zona offensiva. De Angelis ancora verso Putov in diagonale, palla che sfila sul fondo in ritardo. Zandonà verso il lato debole del lato del fronte offensivo, va a chiedere time out. Ferraro è il vice allenatore nero-arancio Antonio Centofante, ex Audace in rossonero nella stagione 22-23, quella della salvezza al play-out di ritorno giocato proprio qui al Palla alle Grazie contro la Futsal Irpinia. Per quel play-out andata e ritorno fu proprio Centofante il tecnico primo allenatore. Nel frattempo De Cao a calciare fuori misura. 7 minuti 1 secondo al termine del match del Palla alle Grazie, ed è proprio il momento del time out chiamato da Walter Ferraro. Dicevamo che da pochi giorni è stato annunciato come vice allenatore di Walter Ferraro Antonio Centofante, appunto all'Audace nella stagione 22-23, prima vice allenatore di Luigi Zanetti, in cui era stato protagonista e autore proprio con la VIP della cavalcata, della grande cavalcata della stagione precedente, con la promozione in Serie A, conquistata addirittura con 5 giornate d'anticipo in quella stagione appunto in Audace. Poi Zanetti lasciò dopo sole 5 partite nel mese di novembre, sostituito da Alessandro Donisi, artefice invece della promozione in A2, dalla 2 alla Serie A dell'Audace nella stagione 2020-2021. Centofante che poi restò primo allenatore dopo le dimissioni di Donisi proprio alla vigilia del doppio play-out andata e ritorno contro l'Irpinia. E qui nella gara di ritorno, la splendida, emozionantissima, davvero al cardiopalma gara di ritorno contro la Futsal Irpinia, l'Audace ottenne la salvezza, davvero soffrendo più che negli altri anni, negli altri 2 anni, 21-22 e 23-24 di Serie A, appunto soffrendo e sudando fino in fondo la salvezza. Rientrati in campo 6 minuti e 50 secondi, ora senza più interruzioni, con entrambi i tecnici che in questa ripresa hanno chiamato già il time out a propria disposizione, prima Rossi, poi Ferraro, e quindi si andrà via veloci fino al sirena finale, tutti d'un fiato. De Angelis all'indietro per De Cao direttamente sul calcio di punizione, sulla battuta del fallo laterale. Troiano ad anticipare tutti, anticipare De Cao e Zandonà. Proprio De Cao a recuperare palla, a servire sulla sinistra De Angelis che torna sulla destra, anzi no, va nuovamente a sinistra De Cao che punta occhi negli occhi in surplus Andrea Salvador, che va a spingere, a sbilanciare, a mandare a terra De Cao in modo regolare secondo Precai, che però comanda la battuta di un calcio d'angolo, perché sulla deviazione proprio di Salvador sul tiro di De Cao è arrivata la presa di Ricottini oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo che però si risolve con questo tentativo di Zandonà, che esce dai blocchi, riceve il pallone da De Angelis, ma va a calciare sul fondo all'altezza del primo palo, ben difeso, ben coperto da Ricottini. Quasi 6 minuti, poco più, pochi secondi di più al termine del match, con Jessica Fernandez che cerca Chiara Dia, ammonita poco fa. Troiano ad imbucare per Salvador all'indietro, fase della gara adesso ancora più combattuta rispetto alla prima frazione di gioco, rispetto a quanto visto fin qui, ancora più intensa, ancora più senza esclusione di colpi. Sempre da vivere qui sul canale YouTube ufficiale della Divisione Calcio 5. Attenzione a De Cao che conduce la ripartenza. De Cao, potente ma centrale, ha parato, ha respinto Ricottini, la più lesta poi sul rimbalzo è Chiara Dia che anticipa Putov, un po' di difficoltà da parte della VIP, sempre un po' imprecisa in questi ultimi secondi. Ancora De Cao, De Cao si porta il pallone sul destro, serve Zandonà, Zandonà col mancino a scheggiare il palo alla sinistra di Ricottini. Penso proprio ha scheggiato il palo, era un po' coperto proprio dalla sagoma del portiere ex Montesilvano Pescara. Dovrebbe proprio aver scheggiato la base del palo Zandonà con questo bel
mancino raso a terra all'altezza del primo palo. Zandona che per ora va a commettere fallo su Salvador e a ricevere il cartellino giallo da parte di Carlotta Filippi di Bergamo. È il quinto giallo di una partita che comunque, nonostante l'intensità, nonostante l'elevatissimo tasso d'agonismo, si è sempre mantenuta sui binari della correttezza e del massimo fair play. Puttoff e ora Zandona le ammonite in casa Audace. Kubasek, Troiano e Chiaradia invece quelle per la squadra di Walter Ferraro. Le marcatrici invece De Angelis, Troiano, Jessica Fernandez e Pomposelli in rigoroso ordine temporale. 5 minuti e 10 secondi, calcio di punizione per la VIP. Se ne incarica Vanessa Jimenez che va a calciare. Traiettoria abbastanza leggibile da parte di Verdù, che comunque non deve intervenire perché il primo tocco è stato proprio di Puttoff in barriera. Salvador, Vanessa Jimenez sulla sinistra per Troiano, su di lei si alza in pressione De Angelis, davvero una delle migliori in campo quest'oggi, al di là del gol. Una prestazione poi davvero ineccepibile, soprattutto in ambito da un punto di vista difensivo, davvero insuperabile. 22, Puttoff centralmente per De Cao che cerca di saltare, attenzione che si crea un 2 contro 1, Troiano e Salvador contro De Angelis, ancora Salvador con la suola verso Chiaradia col mancino, va a calciare, colpita da De Angelis solo dopo aver scoccato la conclusione mancina che si perde alta sopra la traversa. Attenzione a Puttoff dall'altra parte, Pomposelli, un tiro cross che va ad attraversare tutta l'area di porta senza però poter incontrare alcuna maglia rossonera, quindi rimessa laterale in favore della VIP con Salvador e Jimenez a condurre il possesso, ad abbassare un attimo il ritmo, a cercare di respirare per poi tuffarsi in questi ultimi 4 minuti, poco più di gioco, senza esclusione di colpi. Il tocco di Zandona su Salvador, abbastanza involontario a mio avviso, anche se la giovanissima classe 2004 va a rischiare perché è appena stata ammonita per un fallo sempre su Salvador dal lato opposto del campo, verso sinistra, verso le panchine delle due squadre. Jimenez che allarga tutto per Troiano, palla nell'angolo verso Kubasek che prova di prima a mettere dentro, colpendo male però un pallone che si perde sul fondo. Verdù lungo per Maretti, l'abbiamo vista poco in questa ripresa, una delle migliori a mio avviso nel corso del primo tempo. Attenzione a Kubasek che cerca di girarsi, viene ben fermata da De Angelis in collaborazione, attenzione a Puttoff centrale, fermata in collaborazione con Pomposelli da parte di De Angelis. Kubasek, attenzione a Salvador dall'altra parte, Salvador fermata ancora da Puttoff a duellare con Maretti, pericolosamente scaraventata verso il tavolo del cronometrista, per fortuna senza conseguenze. 3 minuti e mezzo, Troiano cerca di saltare proprio Maretti, va a calciare in modo un po' poco convinto con il mancino, ha capito tutto Pomposelli che conduce la transizione, il break offensivo e va a guadagnare un salvifico fallo laterale a 3:18 dal termine del match. 2-2 al Palla alle Grazie. De Angelis, Pomposelli da una parte, Troiano e Jessica Fernandez dall'altra, le marcatrici. Batte male la rimessa laterale all'Audace perdendo inopinatamente il pallone, ma poi inopinatamente va a sbagliare anche Vanessa Jimenez che cerca una Troiano ormai stanchissima, che infatti va a cedere il proprio posto a Piccino che rientra sul parquet. De Angelis va a puntare occhi negli occhi Vanessa Jimenez, torna poi da Pomposelli sulla destra, anche lei in surplus. Pomposelli, gioco di gambe, finta contro finta, va a calciare molto bene con il destro, palla che si alza e si perde di poco sul fondo, anche se Ricottini sembrava in controllo. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti. Piccino all'indietro per Jessica Fernandez. Ultime fasi, tutte da vivere, sempre qui, sempre sul canale YouTube del Divisione Calcio a 5, nuova casa della Serie A maschile e femminile per la stagione 24-25. Piccino osserva il movimento delle compagne, va a cercare, dopo il movimento in profondità, a liberare spazio da parte di Claudia Kubasek sulla destra, la corsa di Vanessa Jimenez, servendole però un pallone troppo lungo. Ultimi 150 secondi di gioco. De Angelis riceve da Pomposelli, torna proprio dalla 2 rossonera
che cerca e trova De Cao, che controlla bene con Vanessa Jimenez insistente alle sue spalle. Ancora De Cao, cerca di saltarla, perde il pallone, attenzione che si crea 2 contro 1, ora 2 contro 2 e il tentativo di Fernandez ben disinnescato con una parata plastica con i piedi da parte di Verdú. Tentativo maligno da parte di Jessica Fernandez con la puntata rasoterra destra verso il palo opposto in diagonale. Bella parata da parte di Verdú, controlla bene Kubashek sul servizio direttamente di Vanessa Jimenez. Fernandez cerca Piccinno e va a scarabocchiare il servizio verso le compagne. Cercava forse Vanessa Jimenez sul lato debole. Ultimi 2 minuti. Pomposelli, Maretti cerca di azionare il proprio mancino, molto bene a caracollare e poi a calciare con il mancino verso il primo palo. Deviazione, calcio d'angolo in favore dell'Audace, che ci prova in questi ultimi secondi di gioco. 108 per l'esattezza. Maretti, De Cao, deviazione a spiazzare Ricottini, a perdersi però sul fondo dal lato opposto del fronte offensivo rossonero. Nuovo calcio d'angolo, questa volta dal lato sinistro, questa volta con Benedetta De Angelis. All'indietro Pomposelli va ad armare il destro, la deviazione di Ricottini. Attenzione a Maretti che potrebbe raggiungere il pallone vagante, va però a perdere il contrasto, almeno questo è l'avviso di Carlotta Filippi. Jessica Fernandez, 90 secondi. Vanessa Jimenez gioca il pallone, osserva il movimento delle compagne, torna a sinistra da Jessica Fernandez. Ancora Vanessa Jimenez, fase un attimo di staticità da parte dell'attacco e dei movimenti della VIP, con Jessica Fernandez costretta a giocare fuori misura sulla pressione alzata da Maretti all'indirizzo di Vanessa Jimenez. Ancora De Angelis che va ad imbucarsi un po' in un imbuto perdendo palla. De Cao cerca di recuperarla sul tentativo di alleggerimento da parte di Jessica Fernandez e Vanessa Jimenez che gestisce, controlla e fa sfilare in fallo di fondo. Ha già ricevuto da Ricottini 1 minuto esatto al termine del match. Troiano, Fernandez, su di lei impressione De Angelis sembra quasi accontentarsi la VIP in questi ultimi campi di gioco. Attenzione però a Troiano che cerca la giocata, è vincente la pressione alle sue spalle di Maretti in collaborazione con De Angelis, rischia un po' Pomposelli, una giocata un po' fine a se stessa. Attenzione a Kubashek, bravissima Benedetta De Angelis che poi si lamenta verso la compagna che ha cercato una finezza di troppo in zona pericolosa e soprattutto in un momento della gara davvero caldo. A 35 secondi dal termine Benedetta De Angelis si è confermata probabilmente la migliore in campo con questo ennesimo straordinario intervento difensivo. De Cao ha ricevuto direttamente da respinta con i pugni di Verdú. De Cao col mancino a fare la barba al palo alla sinistra di Ricottini, era rimasta immobile. Grande conclusione di De Cao con il piede in teoria debole, anche se non saprei indicare come piede debole, non me la sentirei di indicarlo come piede debole. Mancano 7 secondi, congela il pallone la VIP, congela il pallone Vanessa Jimenez, rischia un po' De Angelis. Attenzione a De Cao che non riesce ad andare alla conclusione. Termina qui la gara, suona la sirena al palazzetto Le Grazie di Verona con un grande sentito applauso tributato da tutto il pubblico numeroso questa sera nell'impianto veronese all'indirizzo di Audace Calcio a 5 Verona e VIP Calcio a 5, che terminano la prima giornata della Serie A Fables femminile 2024-2025 sul punteggio di 2-2. Hanno aperto le marcature le rossonere con Benedetta De Angelis, ha risposto immediatamente la VIP con Jessica Troiano, VIP che poi si è portata in vantaggio nella ripresa con Jessica Fernandez. Infine Arianna Pomposelli ha firmato il definitivo 2-2 su cui si è conclusa la sfida. Nuovamente applaudite le due squadre dal pubblico del Palazzetto Le Grazie, applausi meritati per le due squadre che hanno dato vita davvero a una partita divertente, ovviamente trasmessa in diretta qui sul canale ufficiale YouTube della divisione Calcio a 5. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese.
Ricordo i prossimi appuntamenti con l'Audace sul campo del Tiki Taka domenica prossima alle ore 18, sempre domenica prossima alle 15:30. VIP alla prima casalinga al Palalupe, ospitare la nuova Pescara ex Montesilvano sul proprio parquet. Vi ringrazio nuovamente, un saluto dunque e un ringraziamento per l'attenzione. A risentirci con i prossimi appuntamenti di grande futsal da Giacomo Mozza.